Altro emendamento presentato oggi dal Governo prevede che gli organi in carica delle province decadranno il 31 marzo 2013. Allora facciamo proprio un focus sul destino degli enti provinciali con Erminia Della Frattina. La manovra Monti è al suo iter finale in Parlamento. Così, mentre attendiamo notizie certe su IMU prima casa e pensioni, quello che ormai è sicuro è che dal 31 marzo 2013 le province saranno svuotate delle loro funzioni, che verranno trasferite ai comuni e alle regioni. E allora oggi i presidenti delle province venete sono stati ricevuti dal governatore, che ha precisato un passaggio importante sulla manovra. Nonostante la si venda come la soluzione del problema, non cancella addirittura le province, ma ne sospende solo gli organi esecutivi, quindi il presidente e i consiglieri, per poi rinominare un nuovo presidente dei consiglieri. Le istituzioni provinciali hanno chiesto alla Regione di studiare un intervento coordinato. Ci auguriamo che nell'incontro che facciamo oggi con Zaia ci sia la posizione della Regione proprio di opporsi ad una norma che non solo non riconosce le province, ma che soprattutto non riconosce quello che è il diritto, la volontà di un popolo e quella che si è sempre chiamata democrazia. È ancora più esplicito il presidente di Treviso. Noi chiederemo al governatore Luca Zaia di sostenere un nostro ricorso alla Corte Costituzionale perché riteniamo illegittimo questo provvedimento. E non poteva mancare nella partita delle province la CGA di Mestre, che attesta che l'abolizione degli enti garantirà comunque un risparmio di spesa annuo molto risicato, siamo attorno ai 510 milioni di euro. Comunque andrà a finire, quella delle province si annuncia una partita lunga e molto